Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora adesso però li voglio tutti in fila uno ad uno che chiedono scusa. Gli editorialisti del Giornale Unico, i comici più o meno in disarmo, i primatori, le spalle, le comparse del fronte progressista, i sedicenti esperti di politologia, gli inviati dalle loro terrazze di Manhattan. Non sto qui a elencare i nomi perché porterei via solo un'ora al palinsesto di Radio Libertà per elencare i loro nomi, perché ce lo stanno dicendo da quando ha rivinto le elezioni Donald Trump. C'è il fascismo in America, c'è la dittatura in America, l'America è diventata qualcos'altro, non è più la più grande democrazia liberale del globo. Ebbene, la notizia di oggi è che la Corte Suprema degli Stati Uniti, peraltro a maggioranza di giudici, diciamo, nominati dai repubblicani di area conservatrice, boccia i dazi di Trump. Quindi sospendete un attimo i vostri festeggiamenti, perché per un minimo di decenza vi guardate allo specchio e chiedete scusa. No, non c'è il fascismo in America. L'America è ancora quella roba lì, è appunto la più grande democrazia liberale del globo, dove c'è un'amministrazione in carica, un presidente in carica, frutto del libero consenso degli americani. Ci sono in parallelo tutti i sistemi di contrappeso pensati dai padri fondatori. C'è ancora l'architrave del liberalismo, c'è ancora una Corte Suprema autonoma che può bocciare un provvedimento così dirimente per l'agenda politica della Casa Bianca. Dovete chiedere scusa, perché questa folla che c'è il fascismo in America ce l'avete propagandata, reti unificate, giornaloni quasi unificati, tweet unificati, insomma ci avete rotto i coglioni col fatto che la terra della libertà era diventata una sorta di quarto Reich oltreoceano. Dovete dire una sillaba, dire che vi eravate sbagliati. La cronaca comunque dice che al centro della controversia esaminata dalla Corte c'era l'uso da parte di Trump dell'International Emergency Economic Powers Act del 1977, una legge concepita per consentire al presidente di intervenire rapidamente in presenza di minacce straordinarie alla sicurezza nazionale, come Trump reputa sia un strutturale fuori scala deficit commerciale rispetto a paesi concorrenti da un punto di vista economico, che secondo Trump e secondo il pensiero economico che c'è intorno praticano di fatto una concorrenza sleale verso gli Stati Uniti. Sul macro scenario globale la prima imputata è la Cina, sul micro scenario del nostro piccolo e vecchio continente Trump pensa anzitutto alla Germania. Comunque la Corte ha stabilito che questa legge non autorizza l'istituzione di un regime tariffario generalizzato e permanente, come sono stati i macrodazi di Trump. Cioè Trump può continuare a imporrà dazi settoriali che gli permettono di combattere quella che lui reputa una guerra commerciale che altri hanno dichiarato all'America, ma non un regime tariffario permanente, perché il potere di imporre tasse regolari al commercio, secondo i giudici, spetta anzitutto al Congresso. I giudici hanno riconosciuto che il Presidente dispone di strumenti straordinari in presenza di minacce concrete immediate, ma non reputano che un deficit commerciale di lungo periodo costituisca di per sé questa emergenza. Questa è la conclusione a cui è arrivata la Corte con 6 voti contro 3. Ripeto, Corte formalmente a maggioranza conservatrice. Quindi io lo so che domani sui giornaloni ci saranno gli editoriali, ci eravamo sbagliati, io lo so che in questo momento gli esperti del nulla stanno già postando e no, in effetti non era così, lo so che lo ammetterete che c'è ancora la Statua della Libertà a New York, per quanto faccia Mamdani, ma c'è ancora la Statua della Libertà a New York, c'è ancora la democrazia in America, vi eravate sbagliati. Il fascismo in America è una cosa impossibile. Vediamo se uno di voi avrà l'onestà intellettuale di ammetterlo. Grazie a tutti, a presto.